Buonasera a tutti e benvenuti una volta alla Noi Musenese. Mi sono Claudio e stasera voglio parlare di un argomento come proprio cao. Cioè, come cao perché mi vengo da una zona dove si parla in dialetto arcaico. Ed è per quello che non è troppo tempo che mi ho scritto fino a un libro proprio in suo dialetto arcaico do canale Ciché, o come che dico a Tresena, da Vallada di Ciché. Ciché in italiano si chiama Cichero e è stata famosa per resistenza per impedire il turismo, ma ha incominciato a essere un po' più famosa perché si ben che è vicina, diciamo che relativamente vicina a Riviera Levante, alla mantenuto in dialetto arcaico. Cosa intendiamo noi altri con dialetto arcaico? Ebbene, o Fiorenzo Toso, fa un esempio, o l'ha fatto proprio un bello travaggio in anni in parlare di questo argomento. Soprattutto perché lei l'ha fatto in gran law di ricerca in ta lingua do tabarchin, che è una lingua ligure che là tanti, ti vedo parlo di cicchin, comincio a parlare cicchin, che ha tanti elementi di arcaicismo, e un tosu l'affetto che non è troppo tempo prima con la scesse in bello podcast proprio in questo argomento da lingua ligure che se la trovo cerchio di lasciarlo in descrizione. In altro libro che ho trovato in dialetti da Ligure in generale, da famiglia Ligure, è questo, lo bello ma è fino a veggetto, dialetti liguri, da Sagep, anche in Lie, ma poco fese di anni 70, le 73 me pa. È stato proprio, è un bello libro perché proprio la cogge un po' di tutti i dialetti diciamo, che da zona da Liguria, da Levante fino a Ponente, pigiando Spesin, che Spesin è un altro dialetto che tante volte si ascoltiamo, ma o esiste o si parla ancora. E beh, finito questo preambolo, cosa vi voglio dire? Che in Tamere Secca mi sono reso conto che proprio perché Usenese dice che è in dialetto arcaico, proprio per la natura di dialetti arcaici, finisce per scompartire tante cose con altri dialetti che non è proprio da medesima zona, per non dire manco da medesima nazione, che però il lì. Cerchiamo un attimo di spiegare la situazione da Liguria. O Ligure, la lingua ligure, a parte, vive, viaggia in due velocità mediche di Riva. La prima velocità è quella da Rivea e del sito grandi o manco, dove l'evoluzione della lingua è stata più spedienti anni. Noi altri sappiamo bene che il senese viene dal latino, è una lingua gallo-romanza, gallo-italica, dica come vuoi, se vi fa piacere mettere di etichette in giro, però è una lingua che piace tanto dal latino, ha avuto di influenze francesi, italiane, toscane, spagnole, arabe, di quello che vuoi, però è una regola di natura che zone di città, zone di gran movimento di persone di tutte le zone, queste zone pigliano in evoluzione più spedia. È una cosa normale per tutto il mondo. Se andiamo a pigliare per fare un esempio, o l'inglese parla a Londra, o la fetta in evoluzione più spedia dell'inglese parla da zona dell'Essex, per fare un esempio. Mentre per contro in terra e in isole che parliamo sia di isole fisiche come quella dell'arcipelago do Sul, ci sono si parla tabarchin, o magari diciamo dell'isola di Bonifacio, che non è manco tutta Bonifacio, ma è solo in una zona di Bonifacio dove si parla in altro ligure arcaico, quello Bonifacin, chiamiamolo come vuoi. Però parliamo anche di isole politiche o di isole politiche o di isole formate dentro l'entroterra, cagione di caratteristiche geografiche da zona, come per fare un esempio, a Cichega abbiamo a Cadena do Ramageio, do Monte Ramaggiò, come dire a Zena, che ha l'effetto in gran lode di isolamento, perché proprio il passaggio da gente diciamo che poi Cicale del lungo stato a snubà sappiamo a confronto con diciamo, la via da Stirlo o la via da Fontanabona proprio perché è stato trovato un mese ed è proprio per quello che ha scelto di storia che è sempre stato in gran via vai, in gran vai e vegni di
brigantaggio, di criminalità, di cose del genere. E alla fine è stato il motivo per cui la resistenza ha fatto un bel unio, proprio perché come in altre zone della Liguria è una zona difficile da operare, dunque la resistenza è scritta bene. Ebbene, però abbiamo le sue politiche, come quella di Monego. E allora tutte queste cose e permettono a queste lingue di mantenersi in tutto tempo, di mantenere regole antiche senza mai avere bisogno o sentire a modernità che scange. Allora, proprio perché il cambiamento è lento, ecco, non è così tanto repentino, allora è normale trovare cose in comune tra le comunità isolate come quelle che abbiamo menzionato, piuttosto che con l'usenese proprio per la Sena. E mi vi menziono che giusto in un paio di esempi avevo già menzionato anche proprio quei tre elementi che secondo me sono più importanti per identificare proprio il tipico dialetto arcaico. Perché se andiamo a pigiare questi tre elementi sappiamo che in dialetto arcaico al 70% dei casi o di quello dialetto arcaico abbiamo manco una o due di queste cose qui. E adesso incominciamo senza perdere altro tempo. La prima cosa che mi viene da menzionare è R intervocalica, R intervocale. Questa R può essere pronunciata come R che esiste di norma, o altrimenti ha una pronuncia di specie, come se ciancianin avesse intelato di scentarsi, come poi è capito con cosenese. Cosa voglio dire? R intervocale è un R che in l'italiano, in latino standard, e si trova di norma, se a Pola la medesima o l'equivalente, che però in senese moderno o fin in teatri o in spesino in altre lingue, in altri dialetti si è persa. Per fare un esempio, a Paola Seia, che l'intende in italiano la sera, in Cicherin esiste come sera. In Tabarchin saia, dunque il Tabarchin l'aiva persa, e un monegasco sera o sera a seconda di come voi altri conoscete il vostro monegasco. Allora, cosa li intende? Dunque, che Cicherin za l'ha mantenuto a R, ma za o l'aveva sentito l'influenza dusenese di Sena. O da Barchin, che del resto le derivò da spirito di linguisti dusenesi, non picheme, se dico queste cose qui. O Tabarchin è tanto simile a usenese di Sena, però proprio per natura di Tabarchin o la averta è devenina averta, dunque è una saia. E in monegasco è un po' come per tutta simile a tutta quella zona del ponente da Liguria e di quella zona diciamo che post alpina, dice sera o sera più simile al latino, che si mantiene più vero al latino, che a un neolatino. Il secondo elemento è il participio passato. Quando pigliamo il participio passato dalla prima coniugazione al singolare maschile, in tosenese normale, in tosenese moderno, diciamo che abbiamo o perché alle c'è ad esempio come decisioni come anetto, andetto, che però sì, in tutti che per fare un esempio, come lei è una lingua sì, rustica, antica, di campagna, fin andetto, anetto, vuole essere scambiato in anou o anau, a seconda da famiglia o da zona. Però cosa è successo? Perché in tosenese di Sena si dice no? Perché questo vowel shift, chiamano in inglese, questo cambiamento di vocale, non è avvenuto non sono troppo esperto, però le capito a fine 2700, se non vago di Castronaie. E all'antoa siamo partiti da atus, latin, atus, o vurga ato, che dopo l'ha detto in italiano che aveva mandato, stato,
sbagliato, così c'è, in tu senese, in tu ligure, o la neta avanti in l'evoluzione, o l'ha detto, no, ogni altro ne piace dire in una maniera differente, dunque, la mulò a te, e a te alle devenia in teatri dialetti, per fare un esempio, mi viene in mente, in una penna, in tu Bonifacin, che avevamo questo, aio, perché a te alle evoluì in tenai, meno che credeva manco, ma quando ti va all'ese, quando ti senti o Bonifacin te ne rendi proprio conto che lui altri a partecipa passo che dice faio, staio, annaio, non sono proprio preciso, non menzioniamo troppo in questo. E allora, quando noi altri cerchiamo in dialetto arcaico, andiamo a vedere questa desinenza da partecipazione. Dunque, noi altri che abbiamo in Tuccherin, se a Zena che abbiamo mio cantò, e c'è che dice mio cantao. In tutta Barking abbiamo cantao, cange solo praticamente, in pratica cange solo a scrittura, che poi in verità fino a c'è che scriveva cantao qua, ma è stata una mia decisione di adottare la medesima grafia dosenese di Zena, la grafia in Italia, e in Scialfing abbiamo un monegasco, torna a medesima storia, cantao, dunque la pronuncia che è la medesima per tutti e tre, e questo è forse l'elemento che comunque si trova in tutti i dialetti arcaici, perché questo è stato in quelli che siamo là in tosenese ed esena o se proprio là in Scialfing da se storia linguistica di magari fino presente. E dopo che abbiamo in terzo elemento a pronuncia da S prima da consonante, quella che in italiano si chiama, se non sbaglio, spuria o impura. Gli altri, i nostri dialetti arcaici, a volte ne cangiamo a pronuncia de norma in sh, dunque per fare un esempio, che abbiamo un bel esempio, qua a ska, a divenire shkaya in tu cicherin, o sco in tutta Barchin, però in teatri dialetti, come per fare un esempio, in tu Fontanin, in tu dialetto Fontanin di Cicagna o Sicagna, come vuoi dire, o se per pronunciare come un H sciurbia, H aspirata in italiano. Dunque abbiamo cara, ha messo in coda K, non sono troppo bravo a parlare Fontanin, mi sono deciso che non ne manco d'accordo, delle volte dunque no, mi metto a dire troppo. E allora questo è un altro elemento che ne fa capire che questo è in dialetto arcaico, perché questa è una tipica pronuncia che si deviava ai tempi delle tede meso fino a forse o attorno a chi anni precisi non conosco, però fino a poco che le forse 200 anni si pronunciava la mesma maniera in tosenese medievale, in tosenese del 1500. Ma qui più o meno mi ho fatto un esempio abbastanza rapido, le ho questa spiegazione, questa papà della che io piuttosto che analogisto dritti a punto, però che la macchina ha troppo esempi e poi sono convinto che vi altri ne conoscete di altri e per piacere scrivetemi nei commenti. Gli altri elementi che abbiamo là in questi le mantenere da e al posto da o il cambiamento da al posto da in certe parole o in certi verbi. Per fare un esempio, in Tuccichering abbiamo a porte, non a porta, a porte. E poi abbiamo gli articoli antichi, raro o raro, che esistono in Tumeregasco, e GG plurali che esistono in Tuccichering. Torna. Questi articoli che si trovava, per fare un esempio, in Telanone Mosenese, di quelli che conduviava tantissimo questi articoli in tutto scritto, però gli articoli ra ero, per fare un esempio, si sono mantenuti in tosenese de Zena fino al 1700. Le famosissimi testi in zenese di quell'epoca dove anche si manteneva
questa R, più o meno pronunciata nella mesma maniera da R intervocale. E dunque niente, mi penso da più o meno spiegò ma illustrò ma questi elementi del senese arcaico. Facciamo grazie per il vostro tempo per essere venuti a prova come del lungo. Se avete domande scrivete nei commenti, scompartite questo video se avete tempo da perdere e niente, ci rivediamo in un prossimo video con la nuova senese. Buonasera a tutti e a riprese.